Eccoci, benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione, Vega Engineering con AIESIL sulle novità introdotte nel testo unico, nel decreto legislativo 81, qui a maggio 2023, con il decreto legge pubblicato il 4 di maggio. Diverse modifiche in realtà, oggi le andremo ad analizzare puntualmente, modifiche che anche presentano alcuni dubbi interpretativi, e anche questo cercheremo oggi di affrontare ed eventualmente di chiarirli laddove è possibile, anche perché in effetti si è deciso, o meglio il governo ha deciso di modificare il decreto 81 attraverso lo strumento del decreto legge, che è uno strumento che normalmente si utilizza per intervenire d'urgenza, diciamo, su determinate tematiche, e quindi verosimilmente nella conversione in legge di quanto previsto nel decreto legge potrebbero esserci delle modifiche o dei chiarimenti di alcuni articoli che in effetti in questo momento qui potrebbero ancora non essere chiari. Il seminario di oggi vedrà le relazioni dell'ingegner Christian Masiero, che appunto ci illustrerà le modifiche apportate al decreto 81, e dell'avvocato Gianluca Rizzardi, che al solito dal punto di vista giuridico cercherà, diciamo, di aiutarci a capire le conseguenze in termini anche soprattutto di responsabilità che possono derivare da queste novità. Abbiamo con noi il dottor Antonio Malvestuto, presidente di AIESIL, Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, associazione con cui noi collaboriamo ormai da diversi anni con grandi successi, soprattutto in questi momenti di divulgazione, e lascio a lui la parola per appunto portare i saluti dell'associazione. E quindi Antonio, se vuoi intervenire. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie a te Federico e a Vega per l'opportunità. Un cordiale saluto a tutti i partecipanti e anche da parte dell'associazione. AIESIL è un'associazione datoriale, come già noto, che nasce da sempre ed è da sempre impegnata per la divulgazione ed il miglioramento della cultura della sicurezza. Cultura che che presuppone una consapevolezza di operare in un ambiente sicuro, idoneo e privo di qualsiasi incidente. Per la sua divulgazione noi presupponiamo che ci sia alle spalle una organizzazione che consenta la conoscenza, l'informazione, la formazione, la comunicazione, il ben agire, il ben operare e soprattutto il saper fare. Il tutto con un connubio molto molto consolidato che è la fase dell'addestramento, che deve essere un addestramento mirato, continuo, ripetitivo, incessante. E ve lo dice uno che di addestramento fatto l'ha fatto per tutta la vita, voglio dire, quindi ne sa qualche cosa. Il compito di oggi parlerà di modifiche che penso non saranno le ultime. Volevo dare questa anticipazione perché dopo tanto immobilismo, il 4 di luglio prossimo è stato convocato presso il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico al quale AIESIL parteciperà con le sue proposte di riforma allo scopo di incentivare anche azioni di promozione. Tra queste principalmente parlerà di una istituzionalizzazione della sicurezza nelle scuole, del libretto formativo elettronico non più cartaceo, quindi meno carta, più sicurezza, un vecchio slogan da noi utilizzato già dal 2010 addirittura. Un libretto elettronico che consentirebbe, se non del tutto, ma in parte, a ridurre il fenomeno illegale dell'attestatificio, di cui tanto se ne parla. E poi proponiamo procedure più snelle che furono a suo tempo introdotte, ma noi le vogliamo sburocratizzare. Questo è quanto volevo dirvi e AIESIL ovviamente
si impegnerà affinché vengano tutte portate a termine, sempre per ridurre il numero degli incidenti. Anche oggi purtroppo abbiamo avuto 2 morti sul lavoro. Quindi grazie per questa opportunità. Prossimamente, nei prossimi convegni, vedremo darvi anche le ultime notizie sulle modifiche che andranno avanti sul tavolo tecnico. Grazie Federico, grazie a tutti. Grazie Antonio, anche per queste anticipazioni che ci hai fatto. Speriamo naturalmente che i suggerimenti portati da IESEL e naturalmente anche dagli altri che partecipano a questi tavoli vengano presi in considerazione, e con l'obiettivo naturalmente di migliorare una norma così importante. Tra l'altro ricordo anche che rimaniamo sempre in attesa della riformulazione degli accordi sulla formazione, cosa che sarebbe dovuta avvenire già da tempo, ma che al momento è ancora in qualche modo, perlomeno per le notizie che abbiamo, diciamo, sospesa nel percorso, diciamo, di sviluppo. Allora, per quanto riguarda, tornando agli argomenti di oggi, al seminario di oggi, per quanto riguarda le relazioni, in realtà oggi adotteremo un format un po' diverso rispetto al solito, in quanto i 2 relatori si alterneranno nell'esposizione, direi quasi articolo per articolo, in modo tale da avere la voce, diciamo, tecnica dell'ingegnere Cristian Masiero con il confronto quasi immediato con la voce giuridica dell'avvocato Rizzardi. Quindi oggi c'è anche questa novità nel format del nostro seminario. E naturalmente tratteremo, come abbiamo detto, delle modifiche introdotte dal decreto legge del 4 maggio 2023 e credo che daremo anche parecchio spazio alla novità legata alla nomina del medico competente e alla, diciamo, al suo coinvolgimento a questo punto nella valutazione dei rischi che potrà essere fatta a prescindere dalla presenza, diciamo, di una sorveglianza sanitaria obbligatoria, normata e obbligatoria. Adesso però questo sarà un aspetto che sicuramente verrà approfondito dai relatori. Prima di lasciare la parola appunto ai relatori, come di consueto vi aggiorno sulla situazione infortunistica con le elaborazioni del nostro osservatorio, che quindi tra l'altro sono elaborazioni anche piuttosto recenti, perché abbiamo i dati aggiornati a fine maggio, quindi i dati diciamo di aprile, visto che arrivano sempre con un mese di ritardo, e rimanendo nell'ambito degli infortuni mortali, diciamo che l'anno in corso rispetto all'anno precedente vede sostanzialmente una invarianza del numero complessivo, però questa invarianza in realtà è una conseguenza di un aumento degli infortuni che avvengono in occasione del lavoro e di una diminuzione degli infortuni che avvengono in itinere. Il che da un lato diciamo comunque porta a questo risultato sostanzialmente di stabilità, però diciamo che il dato che poi normalmente dal nostro punto di vista è quello che maggiormente interessa, ossia infortuni che avvengono sul luogo di lavoro, in effetti vedono un aumento. C'è anche da fare una considerazione relativa al Covid, ovviamente in questo momento diciamo non è più sostanzialmente presente nelle statistiche, ma che nei primi mesi dell'anno scorso invece era ancora, posso anche dire non sensibilmente, perché rispetto al 2021 comunque c'era stato un calo, ma era ancora presente. Quindi ancora di più, diciamo, probabilmente rispetto all'anno scorso, detraendo i dati Covid, nell'anno in corso è prevedibile che ci sia un aumento degli infortuni. Quindi il fenomeno Covid sta un po' mascherando questa tendenza in realtà all'aumento rispetto all'anno scorso. Ma purtroppo non è possibile fare un'analisi approfondita perché sulle statistiche Covid vi sono naturalmente delle incertezze che non ci consentono di dare quindi delle indicazioni più precise. Questa che vediamo in questo momento è la mappatura delle regioni a maggior rischio nei primi 4 mesi dell'anno.
con la solita colorazione da noi adottata, ma anche di facile intuizione, insomma. Le zone rosse sono le zone a maggior rischio, quelle bianche a minor rischio, passando per quelle arancioni e quelle gialle. Come si vede, insomma, in questo momento ci sono 4 regioni in zona rossa, tra cui la Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Abruzzo, e invece in zona arancione c'è il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Sicilia. In zona bianca Calabria, Basilicata e Molise. Quindi in questo momento questa è la situazione della mappatura, diciamo, del rischio di infortunio mortale. Ricordo che con questo termine in realtà stiamo parlando dell'incidenza degli infortuni mortali in ogni regione, per ogni milione di occupati. Sto finalmente andando a concludere, diciamo, questa parentesi iniziale per poi lasciare la parola alla relazione dei nostri ingegner Masiero e avvocato Rizzardi. Prima vi do, come di consueto, alcune informazioni d'ufficio, tra le quali il fatto che questo seminario, come tutti gli altri seminari che abbiamo svolto, è disponibile nella nostra piattaforma e-learning, quindi disponibile gratuitamente, che ai partecipanti a questo seminario viene riservato un coupon sconto su tutti i corsi del nostro catalogo. E ultima cosa, rimando al prossimo seminario, che come vedete in realtà è una nuova edizione di questo stesso seminario, perché in effetti abbiamo avuto un esaurimento dei posti, delle 1500 connessioni disponibili, e di conseguenza quindi abbiamo programmato una seconda edizione per il 22 di giugno, quindi tra qualche settimana. A questo punto mi fermo e lascio appunto la parola all'ingegner Cristian Masiero, che inizierà a illustrarci le modifiche, come ho detto, alternandosi con il nostro avvocato Rizzardi per cercare di chiarire un po' tutti quelli che possono essere dei dubbi sulla lettura di queste modifiche al decreto 81. Prego, ingegner Masiero. Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Appunto noi vedremo adesso quelle che sono le modifiche che ha portato questo decreto legge del 4 maggio 2023. Modifiche interessanti e già anticipato l'ingegner Maritana, alcune non prive di dubbi e di interpretazioni. Quindi il 5 maggio appunto 2023 è entrato in vigore il decreto e che ha portato queste modifiche che, come già anticipato, si spera in alcuni aspetti vengano ritoccate o quantomeno chiarite in sede di conversione. Ricordiamo che è un decreto legge e quindi ci sono 60 giorni di tempo per convertirlo in legge affinché appunto diventa una legge definitiva. Allora, le modifiche sono diverse. Cominciamo con la modifica sulla nomina del medico competente. L'articolo 18 del decreto legislativo 81, quello che prevede la nomina del medico competente a carico del datore di lavoro o del dirigente, sappiamo che la nomina del medico competente è un obbligo delegabile del datore di lavoro. Nella modifica leggiamo ora che il datore di lavoro o il dirigente, se appunto incaricato su ciò, deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. E prima l'articolo finiva qui. L'aggiunta è "e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28". Questa è l'aggiunta del decreto legge. Ora, già qui nascono le prime problematiche interpretative, perché diciamo che si potrebbero avere due interpretazioni, insomma, di questo passaggio normativo. La prima interpretazione è questa, cioè il datore di lavoro deve nominare il medico competente in due casi: per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81, oppure quando è richiesto dalla valutazione dei rischi, ma non per effettuare la sorveglianza sanitaria, per coadiuvare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi. Cioè, con questa prima interpretazione si potrebbe dire che il medico viene nominato
anche in situazioni fuori da dove è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, e in quei casi però non può effettuare la sorveglianza sanitaria, dove tuttavia appunto non potrà effettuare la sorveglianza sanitaria perché non espressamente prevista dal decreto. Ricordiamo che infatti l'articolo 41 del decreto 81 chiede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata nei casi previsti dal decreto. Questa potrebbe essere una prima interpretazione. Poi c'è una seconda interpretazione che personalmente la trovo più ragionevole, ed è: il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni: nei casi previsti espressamente dal decreto 81 e qualora sia richiesto dalla valutazione di rischi. Cioè, in questo caso, quindi, la sorveglianza sanitaria potrà essere fatta anche non solo nei casi previsti dal decreto 81 in maniera specifica, ma in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi lo prevede. E qua io ho riportato alcuni esempi e secondo me probabilmente questa è l'interpretazione più ragionevole, perché questo consentirà di effettuare la sorveglianza sanitaria anche quando non è perfettamente prevista. Ad esempio, per verificare l'idoneità fisica dei lavori elettrici sotto tensione, qua faccio riferimento alla norma CE 1127 quando si parla di idoneità a lavorare sotto tensione. La norma stessa chiede che il datore di lavoro validi l'idoneità psicofisica. Sì, ma fino ad oggi non era possibile effettuare la sorveglianza sanitaria in questo caso, visto che il decreto 81 non prevedeva una sorveglianza sanitaria espressamente prevista per coloro i quali fanno lavori sotto tensione. Oppure per verificare se gli addetti ai lavori in quota possono o meno soffrire di vertigini. Attualmente la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che effettuano lavori in quota è prevista, ma è prevista solo per verificare se questi lavoratori assumono o meno sostanze alcoliche. In realtà, se noi abbiamo una persona che soffre di vertigini, evidentemente non sarà idonea a effettuare i lavori in quota. Piuttosto per verificare, ad esempio, eventuali patologie per lavoratori esposti a microclimi caldi. Attualmente il decreto non prevede questo controllo sanitario, anche se il portale agenti fisici, quello che riguarda appunto tutti gli agenti fisici, già lo suggeriva, però di fatto nella lettura testuale del decreto la sorveglianza sanitaria per questo rischio non è prevista. Oppure per verificare eventuali patologie connesse alle posture incongrue. Sappiamo che c'è la sorveglianza sanitaria per rischio da movimentazione manuale, ma non necessariamente per le posture incongrue. Quindi con questa interpretazione si potrebbe chiaramente estendere la sorveglianza sanitaria anche in questi casi. Queste sono le due interpretazioni e si spera che ci sia un chiarimento. Adesso non so anche se l'avvocato appunto vuole dare la sua interpretazione. Sì. Appunto. Buonasera anche da parte mia, ringrazio per l'opportunità di collaborare a questo seminario. Mi sembra che quanto appena detto dall'ingegner Masiero corrisponda esattamente alle questioni sul tappeto. Io, come lui, sposo la seconda delle interpretazioni che sono state al momento esposte, con tre fonti di problematicità che sono date, ad esempio, dalla valutazione dei rischi. Benissimo, la valutazione dei rischi sappiamo che la fa il datore di lavoro con l'ausilio dell'RSPP, e questo è un dato oggettivo e ormai storicizzato. Ma se devo fare una valutazione dei rischi che mi conduca ad ampliare e estendere la sorveglianza sanitaria, è opportuno che la faccia con il supporto di un consulente medico che poi diventi eventualmente il medico competente se dovessi nominarlo per questo motivo? Perché altrimenti una valutazione dei rischi scevra da un contributo anche di tipo medico mi rende difficile la valutazione sull'opportunità di estendere la sorveglianza sanitaria alla mia popolazione aziendale. Quindi questa è una prima problematica. La seconda problematica, un po' più se vogliamo speciosa, pretestosa, è quella del DVR. Il DVR non è un documento ostensibile a chiunque, non è un documento accessibile a qualsiasi lavoratore, è un documento che viene predisposto dal datore di lavoro con l'RSVP e viene esaminato dall'RLS nei momenti in cui gli viene offerta l'opportunità di consultarlo. Ma allora, se io voglio fare un'estensione della sorveglianza sanitaria, devo anche estendere la pubblicità del DVR a tutti i lavoratori per far loro presente che c'è l'obbligo di una sorveglianza sanitaria che prima non avevano e che dopo da quella data hanno da dover rispondere a questo obbligo? È un punto di domanda, attenzione, cioè mi sto chiedendo se è opportuno divulgare la valutazione dei rischi nella sezione che prevede un'estensione della sorveglianza sanitaria per consentire al lavoratore di fare questa sorveglianza con cognizione di causa e soprattutto ragionando sulla effettività e sulla finalità di questa valutazione nuova. Questi sono gli altri due profili che mi sento di dire. E l'ultima questione che pongo su questa prima modifica è:
con questa norma modificata posso andare a fare anche una verifica dello stato di alcol dipendenza della popolazione aziendale? Secondo me no, questo non è consentito perché il 41,4 bis registra un obbligo di fare la sorveglianza sull'abuso dell'alcol dipendenza solo nei casi in cui siano previsti dall'accordo Stato-Regioni del 2009 che non è ancora uscito. Quindi mancando questo accordo, essendo riservato a questo accordo il compito di stabilire le modalità e le casistiche di alcol dipendenza da verificare tramite il medico competente, oggi non penso che attraverso questa riforma sia possibile scavalcare questo limite. Quindi non sembra essere consentito al medico competente, anche su una nuova valutazione dei rischi, controllare l'alcol dipendenza. Si può controllare l'abuso cronico di l'abuso, scusate, in acuto di alcol, ma non l'abuso cronico. Almeno credo questa sia la mia interpretazione, non so cosa ne pensi, Cristian. Certo, e la stessa cosa vale anche per le sostanze stupefacenti a questo punto, voglio Sì, dire, visto però che le due cose... riceve, sì, certo, però perlomeno riceve già una forma di normativa un po' più adeguata e aggiornata, mentre sull'alcol dipendenza, come sapete, manca proprio l'accordo Stato-Regioni che stabilisca i casi. Certamente. Ecco, questa seconda interpretazione potrebbe essere peraltro contestata per il fatto che quello che non è stato modificato è l'articolo 41, che appunto afferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Allora, non essendo modificato questo articolo, dice, beh, ma allora la seconda interpretazione sembra un po' scricchiolare. In realtà, se leggiamo correttamente questo articolo, qui c'è scritto che la sorveglianza viene effettuata dal medico nei casi previsti dalla normativa vigente, ma adesso la normativa vigente prevede che la sorveglianza possa essere fatta anche in funzione della valutazione dei rischi. Certo. Quindi diciamo che la norma a questo punto sembra coordinata da questo punto di vista. Questo è il canone interpretativo che serve a dare utilità alle norme. Se non ci fosse questa interpretazione, la modifica all'articolo 18,1 non avrebbe alcun senso. Quindi bisogna prediligere l'interpretazione che renda utilizzabile la norma novellata. Forse magari è opportuno che in sede di conversione definitiva anche l'articolo 41 possa essere ritoccato meglio, forse magari potrebbe essere uno spunto, sì. Però comunque già così sembra coordinato il tutto. Sì, insomma. certo. Ulteriore aspetto sul medico competente, modifica sugli obblighi del medico, quindi andiamo all'articolo 25. In particolare sono stati introdotti 2 nuovi commi. Il primo, dopo la lettera E, è stata aggiunta la lettera E bis, che prevede quanto segue, che il medico, in occasione delle visite di assunzione, possa richiedere, anzi deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Ricordiamo che infatti i datori di lavoro devono conservare la cartella sanitaria del dipendente per almeno 10 anni e in caso di cessazione del rapporto il medico competente deve consegnare la cartella sanitaria al lavoratore. Quindi il medico della nuova azienda deve richiedere questa cartella sanitaria al lavoratore, cartella rilasciata, qui peraltro c'è scritto rilasciata dal precedente datore di lavoro, in realtà è il medico della precedente azienda che gliela deve rilasciare, quindi c'è, ok, e deve tener conto di questo, del suo contenuto, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Ora, innanzitutto, questo articolo, o meglio, questo comma non è sanzionato, quindi la domanda è se il medico non lo chiede, può essere sanzionato, visto che l'articolo 25 annovera quelli che sono gli obblighi del medico, con tante relative sanzioni. No, questo comma non è stato sanzionato, in quanto l'articolo 58, dove sono riportate le sanzioni per il medico, relativamente all'articolo 25, non è stato modificato. E quindi non può condizionare, d'altro canto, la formulazione del giudizio di idoneità alla disponibilità o meno dei suoi contenuti, cioè se un lavoratore non dispone di questa cartella sanitaria, la dovrebbe avere, gliela dovrebbero aver consegnata, ma non dispone. Il medico competente della nuova azienda si deve bloccare? Può formulare comunque il giudizio di idoneità? Allora, secondo me su questo sicuramente può formulare il giudizio di idoneità. Come sempre il problema si annida nel caso in cui scoppi una malattia professionale che magari era stata in parte preannunciata o poteva essere vinta da precedenti valutazioni del medico dell'altro datore di lavoro, perché se non ci fosse la cartella sanitaria a disposizione del nuovo medico competente potrebbero esserci degli elementi a lui ignoti che viceversa erano stati indagati dal precedente medico competente
e questa ignoranza potrebbe determinare una valutazione di idoneità in parte fallace o non corretta, e quindi questo potrebbe, ripeto, crearsi un problema in caso di malattia professionale conclamata, perché si trascina da una precedente valutazione sulla quale il nuovo medico non ha potuto o non ha voluto tener conto. Diciamo, se non ha potuto avrebbe dovuto sollecitare il lavoratore a insistere nella richiesta della cartella sanitaria. Se peggio ancora non ha voluto, potrebbe esserci anche un profilo di natura dolosa nel comportamento del medico, pur non essendoci una sanzione per l'omessa richiesta e l'omessa ostensione, ma è una sanzione collegata all'eventuale scoppio di una malattia professionale. In ogni caso si può ritenere che il medico può limitarsi a fare questa richiesta al lavoratore, voglio dire, da un punto di vista giuridico. È bene che la faccia in maniera tracciata, esatto. Cioè che ci sia una posta elettronica che individui una data e un luogo in cui viene richiesta la cartella. Magari una PEC, voglio dire, giusto? Tanto meglio. Sì, per essere in Italia è meglio una PEC, esattamente. Anche una posta elettronica ordinaria. Certo, certo. La seconda modifica invece è l'introduzione al comma 1 di un'altra lettera, la N-bis, con la quale si prevede quanto segue. Si prevede che il medico, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, debba comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti di cui l'articolo 38, i requisiti del medico, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. Ecco, qui spetta quindi al medico individuare il sostituto e non più al datore di lavoro, e qua ci può essere una discussione. Ma non solo, secondo me un altro punto da chiarire è quali sono queste gravi e motivate ragioni che non sono ben precisate, quali sono queste gravi ragioni per cui il medico deve fare questa comunicazione. Ovviamente non è precisato, adesso qui magari vediamo se l'avvocato Gianluca... Non sono precisate le ragioni gravi e motivate. Diciamo che c'è anche un altro dato da considerare, che a volte l'impedimento è un impedimento che rende incapace di intendere e di volere il medico, perché capita che abbia un ictus o una situazione in cui non è più nelle piene capacità psicofisiche. In quel caso penso che non sia lui a dover comunicare al datore di lavoro, sarà il datore di lavoro a nominare un nuovo sostituto, un nuovo medico in luogo di quello precedente, o per una scelta temporanea o per una scelta definitiva, a seconda della gravità della malattia che ha colpito il medico. Di certo queste gravi e motivate ragioni, si diceva nel backstage, non sono le ferie che deve fare il medico competente o le assenze per qualche motivo personale o familiare, sono situazioni chiaramente correlate ad uno stato di malattia grave o per esempio anche ad una forma di maternità con rischio per il feto di aborto spontaneo o anticipato, e quindi da questo punto di vista, se ci sono queste condizioni, è chiaro che l'assenza del medico competente potrebbe durare per qualche mese, e in questo caso sarebbe appunto opportuno che venisse a conoscenza di questo impedimento il datore di lavoro, ma secondo me venisse a conoscenza per nominare lui il sostituto del medico competente. E questo stesso ragionamento io lo farei mutatis mutandis, anche se non è previsto nel decreto, per l'RSPP, perché non si vede il motivo per cui anche la sorveglianza sanitaria non debba essere paragonata alla funzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con gli obblighi quindi di avere sempre a tempo pieno o comunque a piena disponibilità anche l'RSVP oltre che il medico competente. Se sei d'accordo, Cristian, direi che il consiglio è quello, forse l'hanno dato anche in qualche interpello dal Ministero, di dire in caso di assenza prolungata e motivata si provveda alla nomina di un supplente, di un sostituto. Sì, ricordo quanto la Cassazione ribadisce sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, parla di costante presenza, quindi è chiaro che se c'è una grave malattia non può più garantire questa sua costanza, questa presenza costante, voglio dire, e quindi inevitabilmente bisogna avere un sostituto da questo punto di vista. Certo, però direi che deve rimanere in capo al datore di lavoro. Sì, sì, certamente. Questo secondo me è proprio una svista del legislatore che ha messo dentro il medico competente che nomina il sostituto, come si fa col medico di base quando va in vacanza 3 settimane in agosto, insomma, che nomina il suo sostituto. Banalmente, vedo un po' questo meccanismo replicato in maniera un po' improvvida. Certo, certo. E queste sono le due modifiche sugli obblighi del medico. Un'altra modifica che invece va a toccare gli obblighi dei lavoratori autonomi. Sappiamo che i lavoratori autonomi hanno degli obblighi e sono questi riportati nell'articolo 21. E cosa è stato modificato qui? È stata modificata il comma 1 lettera A, perché ai lavoratori autonomi non è solo imposto di avere i dispositivi di protezione individuale e di avere le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui è il titolo terzo. È stato aggiunto anche nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui è il titolo quarto. Questa aggiunta è un'aggiunta
che è stata fatta per una semplice motivazione, perché altrimenti tutti quelli che sono gli apprestamenti previsti dal titolo quarto sarebbero stati esclusi. L'esempio che qui poi ho riportato è un trabattello. Ricordiamo che un trabattello non è un'attrezzatura di lavoro, non rientra nelle definizioni dell'attrezzatura di lavoro di cui è il titolo terzo, è infatti un'opera provvisionale normata dal titolo quarto. Quindi senza questa modifica, paradossalmente, un lavoratore autonomo poteva utilizzare un suo trabattello non conforme e non poteva essere sanzionato. Evidentemente questa è una cosa che non andava bene. Quindi, in poche parole, è stato ampliato l'obbligo in capo ai lavoratori autonomi di utilizzare, in conformità alle disposizioni legislative, anche quelle che sono le varie opere provvisionali. Qui ho limitato il trabattello, poi è chiaro che non ha senso un'opera un po' più grande. Se parliamo di ponteggi non ha più senso, perché un lavoratore autonomo che monta un ponteggio non è assolutamente credibile, voglio dire, si farà aiutare da qualcun altro, quindi di fatto si crea un'impresa di fatto, da questo punto di vista. Sì, diciamo che questa novità è importante, soprattutto in relazione anche ai compiti e alle responsabilità del CSE, cioè il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo me dovrà spuntare anche quali sono le opere provvisionali che porta con sé il lavoratore autonomo per verificarne l'adeguatezza, perché altrimenti se da quel trabattello poi cascasse un dipendente di un'altra impresa appaltatrice o subappaltatrice, sarebbero guai sia per chi ha montato il trabattello, sia per il datore di lavoro di quel dipendente, ma direi anche per il CSE che non ha sorvegliato e vigilato su quest'opera. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi un altro punto interessante invece riguarda la formazione. Si parlava prima di attestatifici. La modifica riguarda l'articolo 37,2, quindi l'articolo sulla formazione, ed è stata introdotta questa lettera B bis, dove è riportato quanto segue, che il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, dovrà essere fatto sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. In poche parole, è previsto che quando usciranno i nuovi accordi o il nuovo accordo, il cosiddetto testo unico della formazione, io che ho già chiamato, perché evidentemente sarà un accordo piuttosto corposo, all'interno di quell'accordo verrà prevista anche questa attività. Pensare male sembra quasi che, siccome saranno obbligati i datori di lavoro a avere la formazione di un certo tipo, si voglia evitare che sia una formazione facilitata, mettiamo così. Diciamo di sì. Infatti tale disposizione prevede quindi che nel nuovo atteso accordo dovrà essere inoltre introdotto e indicato come verrà eseguito questo monitoraggio, e lo scopo, ovviamente l'intento, è quello di contrastare quella che è la formazione inefficace e illegale, che sì, purtroppo c'è ancora, insomma. Quindi capiremo anche come faranno, insomma, quali saranno poi i metodi, insomma, che metteranno in piedi. Un'ulteriore modifica, andando avanti, siamo una modifica all'articolo 71, parliamo di verifica di attrezzature di lavoro, e in particolare parliamo delle attrezzature di lavoro di cui è l'allegato settimo, quelle che devono essere denunciate e sottoposte a verifiche periodiche da parte di enti privati abilitati oppure da enti pubblici. Qui la modifica è una modifica che riguarda appunto i soggetti privati, i quali abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza, che potrebbe essere l'INAIL piuttosto che l'ASL e quant'altro, nei luoghi di lavoro territorialmente appunto competente. Qui non credo ci sia molto, non c'è modo da dire, se non che hanno ripulito il passaggio dove erano riferite alle ASL e alle ISPES e hanno solo concentrato sui soggetti privati abilitati, ma ritengo che sia una modifica sostanzialmente non rilevante ai fini dell'attività delle imprese e dei nostri uditori. Anche perché anche prima, nel momento che loro uscivano, avevano l'incarico di pubblico servizio, mi pare che anche nella versione precedente fosse analogamente. C'erano già queste qualifiche, c'erano già queste conseguenze anche sui rischi che correvano in termini di responsabilità. Esatto. Quindi poi, sempre nell'intorno di questi articoli, siamo all'articolo 72, quindi gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature. Qui quello che è cambiato è il comma 2, dove il secondo periodo è stato totalmente sostituito da quanto segue. In poche parole, colui il quale noleggia o concede in uso un'attrezzatura di lavoro
dovrà acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prenda noleggio o in concessione d'uso o del datore di lavoro che attesti l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico effettuati conformemente alle disposizioni di cui è presente titolo dei soggetti individuati per l'utilizzo. Allora, qui le modifiche sono due, secondo me. Da un lato, prima si indicava che il riferimento, cioè la dichiarazione, doveva essere fatta dal datore di lavoro che riceveva in concessione d'uso o noleggio l'attrezzatura. Adesso invece hanno indicato del soggetto, parlano del soggetto che prende a noleggio. Quindi qui vengono inseriti anche i lavoratori autonomi, oppure anche qualsiasi privato cittadino che va a noleggiarsi un'attrezzatura di lavoro. Prima non era precisato perché si parlava del datore di lavoro. Certo. Quindi, innanzitutto... C'è un'estensione esatto, c'è un'estensione dell'obbligo. E poi, un'altra cosa interessante, secondo me, è che quello che è sufficiente farsi rilasciare dall'utilizzatore una dichiarazione autocertificativa. Quindi non è necessario farsi rilasciare gli eventuali attestati per l'uso. Ci si può accontentare di una autocertificazione sostanzialmente, quindi non serve più esibire gli attestati di formazione comprovanti l'utilizzo dell'attrezzatura. Altro spunto di riflessione è il tema della formazione e addestramento, cioè viene specificato che ci deve essere la prova di questo avvenuto addestramento e non più solo la formazione all'uso. Quindi Esatto. direi che anche questo argomento torna a pallino con la riforma del 215 del 21 sull'addestramento come elemento necessario alla formazione e al percorso formativo del dipendente. Esattamente. Quindi con relativa registrazione, giusto? Sì. E a proposito di formazione e addestramento, altra novità, non da poco secondo me, è quella che interessa i datori di lavoro, la formazione sull'uso delle attrezzature. L'articolo 73 è stato modificato, è stato aggiunto il comma 4 bis, in cui si riporta che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di quell'articolo 71,7 provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Prima non era previsto, prima la formazione e l'addestramento interessava solo i lavoratori. Adesso un datore di lavoro che deve usare queste attrezzature particolari dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento. È interessante capire come lo faranno ciò. Sì. Questo è per superare un interpello, Christian, del 2020 in cui il Ministero aveva detto che non c'era l'obbligo che per tali attrezzature ci fosse la formazione del datore di lavoro. Il legislatore ha visto un po' più lungo, in attesa dell'accordo Stato-Regioni ha pensato bene di introdurre una norma di rango primario e quindi, come hai detto tu, ci deve essere una prova della formazione, una prova dell'addestramento specifico con i test di verifica e gli esiti dell'addestramento. E questi devono essere fatti da soggetti qualificati e abilitati per poter dire, come per i dipendenti, anche per i datori di lavoro è stato superato il test, è stato fatto l'addestramento correttamente. E infatti, esattamente, l'osservazione è che questa formazione, cioè un datore di lavoro non potrà dire autocertificare che l'ha fatta, insomma, voglio dire, giusto? Certo. Perché ricordiamo che tutti i formatori in materia di salute e sicurezza devono possedere i requisiti di cui è il decreto interministeriale 6 marzo 2013. Quindi se lui non è un formatore, prima cosa. Seconda cosa, l'addestramento. Da chi deve essere fatto l'addestramento? Da una persona esperta. E lui non si può dichiarare esperto prima. Quindi inevitabilmente il datore di lavoro dovrà servirsi di un ulteriore soggetto che procederà alla sua formazione e al suo addestramento. Altrimenti la cosa non potrà reggere. Peraltro questo comma è sanzionato anche. E l'unica modifica rilevante che è stata oggetto di una sanzione ex novo introdotta dall'articolo 87,2 lettera C è stato appunto modificato con la previsione di una sanzione da 3.000 a 7.800 euro. Esattamente. Oltre all'arresto da 3 a 6 mesi. Esatto. E questo supera appunto lo che è l'interpello che è appunto stato detto del 2020. Sì. Poi queste sono le modifiche che abbiamo nel decreto 81. Poi ci sono anche altre modifiche sull'aspetto alternanza scuola-lavoro. Sì. Se posso intervenire su questo punto, diciamo che
L'elemento più interessante è proprio la modifica della legge 107 del 2015, laddove si va a integrare il documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti. Quindi si aggiunge un tassello alla valutazione dei rischi per quelle imprese che accolgono nelle proprie sedi, nelle proprie attività lavorative, gli studenti sia minorenni che maggiorenni del quarto e quinto anno delle scuole superiori di solito. In questo contesto quindi è necessario che il datore di lavoro, prima di far intervenire questi studenti, provveda ad un'autonoma valutazione dei rischi con una sezione del DVR che indichi le misure specifiche di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale. Questo è molto importante perché poi di questo elemento deve dar conto il datore di lavoro al coordinatore del progetto alternanza scuola-lavoro presso la scuola, cioè al professore della scuola superiore deve essere comunicata l'esistenza di questa sezione del DVR che indica proprio quali sono le previsioni le misure di prevenzione per il lavoratore studente. Direi che è un intervento opportuno che completa il percorso dell'alternanza scuola-lavoro colmando una lacuna che era precedentemente stata annotata anche da alcuni esperti della materia e alcuni giudici che si erano occupati purtroppo di incidenti sul lavoro degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Questo è l'elemento principale e più importante direi di questa riforma, perché poi sul resto viene appunto individuato un coordinatore per il progetto alternanza scuola-lavoro in ogni scuola, ma questo c'era già di fatto ed era già previsto anche dal punto di vista dell'autonomia delle scuole, questa figura di responsabile del progetto alternanza scuola-lavoro. Quindi mi soffermerei su questo punto per dire che l'elemento di novità è proprio la previsione di un'apposita sezione del DVR. Sì, avrei finito su questo. Sì, non ci sono poi altre modifiche sostanziali. Insomma. Sostanziale direi di no. Però siamo disponibili alle domande del nostro pubblico. Eccomi infatti con tutte le domande del nostro pubblico. Allora, di fatto diciamo ovviamente seguono più o meno la sequenza delle modifiche che abbiamo visto, quindi direi che le scorro e portate un attimo di pazienza perché sono veramente tante, sto cercando anche di raccoglierle in modo da insomma raggrupparle. Allora diverse persone chiedevano se la norma è già in vigore. Sì. In effetti sì, io prima ho citato che appunto il decreto legge è stato pubblicato il 4 di maggio, in effetti è entrato in vigore immediatamente perché il giorno successivo era in vigore e come decreto legge quindi ha modificato immediatamente gli articoli del decreto legislativo 81. Dopodiché essendo un decreto legge ha una vita breve e deve essere convertito in legge in questo prima della fine sostanzialmente di questa entro vita 60 breve. giorni. Precisamente, esatto, entro 60 giorni, per cui è passato un mese, tra un mese circa deve essere convertito in legge. Nella conversione in legge naturalmente potranno intervenire delle modifiche e quindi quanto noi abbiamo detto adesso potrebbe essere che tra un mese assuma delle forme diverse. Normalmente non ci sono stravolgimenti, ma di solito diciamo degli affinamenti laddove appunto ci possono essere dei dubbi. Quindi ribadisco, la norma è già in vigore, il decreto 81 è stato istantaneamente modificato, diciamo, a seguito della pubblicazione di questo decreto legge. Potrebbero esserci ulteriori modifiche tra un mese circa, quando viene convertito in legge questo decreto legge. Potrebbe anche non essere convertito in legge, lo vedo molto improbabile, esatto, lo vedo molto improbabile, per cui potete continuare a seguirci e non abbandonarci nella ipotesi che tutto quanto quello che stiamo dicendo tra un mese venga completamente annullato. Non sarà sicuramente così. E quindi questo era uno dei primi dubbi che in effetti per una mia omissione non avevo chiarito all'inizio. Ecco, relativamente alla sorveglianza sanitaria, naturalmente ci sono diverse domande. Allora, per molte di queste forse abbiamo già dato una risposta, perché molti si chiedevano se si poteva estendere la sorveglianza sanitaria, o meglio il controllo dell'uso dell'alcol, per quelle attività che non sono attualmente catalogate tra quelle soggette al controllo. E se non ricordo male, prima l'avvocato Rizzardi ha chiaramente dato il suo parere che è negativo, corretto? È negativo sul controllo dell'alcol dipendenza, cioè dell'abuso cronico. È positivo su un controllo istantaneo di una situazione quindi di abuso di alcol al momento. Anche se può portare ad un giudizio di inidoneità del medico, perché in realtà
essendo un abuso, come si suol dire, temporaneo, si riassorbe l'alcol nel sangue, quindi si può tornare ad esercitare la mansione per cui si era stati dichiarati idonei 3 ore prima, per capirci, cioè nel senso non è un elemento che rende inidoneo la mansione, sarebbe l'abuso di alcol che renderebbe inidoneo la mansione, ma l'abuso di alcol ad oggi non vedo che abbia ancora delle linee guida per accertare l'esistenza di questo abuso e quindi di fatto non c'è lo strumento per il medico competente e per il datore di lavoro per verificare l'alcol dipendenza. D'accordo, ma la domanda, ed è una domanda che in effetti frequentemente noi riscontriamo fatte dai datori di lavoro, è quello: ma io posso assoggettare al controllo sull'abuso di alcol mansioni che non sono catalogate tra quelle soggette al controllo? La risposta naturalmente è sempre stata no. La domanda in questo caso forse si può valutare la valutazione dei rischi in capo al datore di lavoro nella modifica dell'articolo 18, se possa consentire anche una verifica della situazione di abuso di alcol cronico, non cronico, acuto, diciamo. Quindi in questo senso uno potrebbe dire, anziché solo i dirigenti e i preposti ad esempio degli impianti a grandi rischi industriali, sottopongo anche gli addetti, i lavoratori semplici al controllo dell'alcol, perché sono comunque una coorte di lavoratori che secondo la mia valutazione dei rischi ha bisogno di essere ad alcol zero e quindi in qualsiasi momento del turno lavorativo deve essere dimostrata la loro assenza di alcol nel sangue. Quindi in questo senso secondo me si può estendere la categoria, la coorte delle persone da sottoporre ad alcol test, non per una verifica di alcol dipendenza, ma per una verifica di test specifico istantaneo. Certo, ma rimane, ripeto, comunque... Rimane un dubbio, sì. Sì, certo. Non so se Christian sul punto abbia una considerazione. No, condivido pienamente anch'io questa posizione. Resta il dubbio, sì, sicuramente. Ecco, poi ci sono dei quesiti relativi al fatto che si possa estendere la sorveglianza sanitaria ai casi non espressamente normati dal decreto 81. Questo naturalmente apre una nuova prospettiva. Molti chiedono, ma se un lavoratore si oppone perché voglio assoggettare a un controllo che non è espressamente previsto dal decreto 81, come mi comporto? Questo perché evidentemente il dubbio è sul fatto che il giudizio del medico potrebbe essere contrastato dal giudizio di un altro medico, non essendo più chiaramente, come dire, tabellati i casi in cui deve essere fatta la sorveglianza sanitaria. Cosa ne pensate? Secondo me, nel momento in cui la seconda interpretazione, secondo me, è quella più ragionevole, quindi che si possa estendere la sorveglianza sanitaria anche nei casi non espressamente previsti. Se la valutazione di rischio ha stabilito che per quell'attività è necessaria una sorveglianza sanitaria, il lavoratore che si rifiuta viola uno dei suoi obblighi. Il lavoratore sappiamo che non può rifiutare la sorveglianza sanitaria. Esattamente. E quindi come tale scatterebbe un provvedimento disciplinare o quantomeno si potrebbe passare addirittura a una sanzione anche da parte degli organi di vigilanza. Nell'articolo 20 esatto. del testo unico, la lettera I dice proprio per i lavoratori l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Basta, quindi non c'è... come se fosse già previsto che ci potessero essere degli altri casi oltre a quelli. Esatto. Certo. Anche se penso conveniate con me che non essendo più chiaramente tabellato il caso, si apre, diciamo, un campo di discussione anche tra esperti e quindi anche di potenziale contestazione sia in un senso che nell'altro, cioè di aver fatto sorveglianza sanitaria quando non era necessario o viceversa di non averla fatta quando si sarebbe potuto ritenere necessario. È una mia preoccupazione. Questo è sicuro, certo. C'è da lavorare per gli avvocati più che per i medici. Infatti, esatto. Probabilmente sì. E vabbè, dopo da qui naturalmente nascono tutta una serie di domande se la sorveglianza sanitaria potrebbe essere estesa agli addetti antincendio o ad altre casistiche. Naturalmente la risposta a questo punto è potenzialmente sì, sulla base della valutazione dei rischi. Giusto? Sì, credo che già adesso alcuni medici competenti sottopongono gli addetti antincendio, ad esempio, delle idoneità per il servizio di antincendio che svolgono, cioè ad esempio la capacità di resistere alle situazioni di panico, di stress e quindi di affrontare il pericolo e l'emergenza con la dovuta tranquillità. Quindi ci sono già delle specifiche dei medici competenti che intervengono sugli addetti antincendio e primo soccorso per valutare l'idoneità non solo alla mansione lavorativa ma anche al servizio che svolgono nelle squadre addetti antincendio e primo soccorso. Però, scusami, prego. Scusa. No, dicevo, peraltro questo aspetto della sorveglianza sanitaria estesa anche nei casi non previsti, adesso ricordo il portale Agenti Fisici, che è un portale di tutto rispetto per quanto riguarda la valutazione di tutti i rischi fisici,
nelle varie risposte e domande, in molti casi il portale stesso, che è richiamato al decreto 81, richiede proprio, dice espressamente, bisogna fare la sorveglianza sanitaria, ma a quel punto nel decreto 81 non lo si vede. Quindi già prima c'era una sorta di contrasto in cui il portale agenti fisici, ad esempio per i soggetti esposti a microclimi caldi, il portale dice che bisogna fare la sorveglianza sanitaria, però se andiamo a leggere il decreto 81 non è prevista. Quindi cioè, già il portale vedeva in là il discorso, secondo me, giusto? Ancora prima che il legislatore. Quindi è chiaro che deve essere questa l'interpretazione, secondo me, più corretta. Sì, ma anche la magistratura nei convegni degli anni 2010-2013 avanzava già questa stessa teoria che oggi è diventata legge, cioè che la sorveglianza sanitaria non potesse essere confinata ai soli casi strettamente previsti dal legislatore. Dovesse essere un compito specifico del datore di lavoro unitamente al medico competente. E va detto poi che nell'applicazione pratica spesso si superava questo limite, perché un lavoratore che era soggetto a sorveglianza sanitaria per un rischio per il quale era prevista la sorveglianza sanitaria, siccome era soggetto anche ad altri rischi per i quali non era soggetto a sorveglianza sanitaria, comunque era soggetto a un controllo per quei rischi. Mi viene in mente appunto il caso dei microclimi caldi, citato da Christian in diverse occasioni, ma anche dei microclimi freddi, spesso associate ad attività di movimentazione manuale di cariche, per cui il magazziniere che accedeva a celle frigorifere era soggetto a sorveglianza sanitaria perché faceva movimentazione manuale di cariche, ma allo stesso tempo anche perché, a seguito di sbalzi di temperatura, sappiamo bene che con alcune patologie si può andare incontro a gravi conseguenze. Sì, quindi di fatto già nella pratica spesso si superava questo vincolo che in realtà il decreto 81 avrebbe dato abbastanza stretto di prevedere la sorveglianza sanitaria solo per i rischi per i quali era prevista. Quindi comunque concordo poi che questa sia un'evoluzione di assoluto buonsenso che ovviamente però demanda in capo al datore di lavoro e al medico competente un ulteriore onere di valutazione e di giudizio naturalmente su ciò che va fatto per garantire la sicurezza dei lavoratori, con tutte le conseguenze che dicevamo prima. E dopo l'omessa valutazione o l'inadeguata valutazione diventano elemento di colpa specifica per il datore di lavoro che si trovi davanti alla sbarra degli imputati. Esattamente. Allora, poi proseguendo con le varie domande che sono arrivate, ecco, sì, ci sono domande legate alla questione della consegna della cartella sanitaria. E, tra l'altro ne faccio una io che ho visto che nessuno ha fatto ed è la seguente. La norma prevede che il lavoratore si faccia dare la cartella sanitaria dal precedente datore di lavoro. Ma ci potrebbero essere casi in cui l'ultimo datore di lavoro non ha fatto sorveglianza sanitaria perché magari l'attività fatta dal lavoratore in quel caso nemmeno la prevedeva, ma magari il datore di lavoro precedente, quindi non l'ultimo ma il penultimo, ha una cartella sanitaria con una storia di 15 anni di quel lavoratore relativo ad un'esposizione per esempio a sostanze chimiche o a rumore per le quali torna ad essere esposto nel nuovo lavoro. Cioè la domanda è, quindi io mi limito ovviamente a recuperare l'ultima cartella sanitaria, ma non quelle precedenti. Così è scritto, giusto? Sì, è scritto precedente, non precedenti. Esatto, quindi è scritta la precedente. È chiaro che se tu hai fatto l'esempio che nell'intermedio c'è stato un datore di lavoro che non aveva l'obbligo della sorveglianza sanitaria, forse il precedente datore di lavoro che aveva l'obbligo della sorveglianza sanitaria è il penultimo in quel caso. Esatto. Per cui, però diciamo che da oggi in poi nell'ultima cartella sanitaria in qualche modo dovete trovare anche le precedenti, dal momento che sono state chieste al datore di lavoro precedente. Non so esattamente, c'è questa cosa che viene superata dal fatto che poi diventa regime tutto regolare, quindi ci sono sempre le cartelle sanitarie precedenti. Certo, quindi poi questo diciamo era un dubbio che avevo io, ma che mi confermate, insomma, che in effetti nella norma è scritto l'ultimo datore di lavoro e non i precedenti datori di lavoro in termini più ampi. E naturalmente poi qua ci sono tutte questioni su domande, meglio, se il lavoratore non consegna la cartella sanitaria se può essere assunto, eccetera, eccetera, ma se vogliamo un po' ripetere, perché questo in qualche modo era già stato detto in precedenza, mi pare di capire che poi l'assenza di questo eventuale recupero della cartella sanitaria precedente non è che impedisce da un lato né di assumere il lavoratore né di assegnargli attività per i quali è soggetto a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria, né al nuovo medico competente di esprimere un proprio giudizio. Esatto. È corretto? Assolutamente sì, certo. Quindi
verosimilmente cosa succederà? Che il medico competente richiederà al lavoratore di recuperare la cartella sanitaria. Il lavoratore la potrà recuperare, tutto diciamo in qualche modo è lineare con quanto previsto dalla norma. Il lavoratore non riesce a recuperarla per chissà quale ragione e si procede comunque. Sì. Abbiamo visto che non è sanzionato questo adempimento in sé, no. Obbligo in capo, ricordiamolo, al medico competente e non al datore di lavoro. Per cui quello che deve fare il medico competente, come prima avete detto, è dimostrare chiaramente di aver fatto questa richiesta. Certo. Dopodiché, da lì in poi è tutto in capo alla capacità del lavoratore di recuperare la cartella sanitaria. Questo vale anche come diritto, secondo me, del lavoratore che va in pensione ad ottenere la cartella sanitaria del suo ultimo datore di lavoro. Vabbè, certo. Avevo visto una domanda sul punto, quindi... Sì, avevo anch'io visto prima una domanda, adesso non la trovo più, ma c'era qualcosa relativo al pensionati. Dopo appena, se la incrocio poi la vediamo. Poi andando avanti, dell'attività, l'utilizzo dell'alcol, qui nuovamente la questione dell'alcol è molto evidentemente sentita da diversi datori di lavoro. Ecco, sì, sulla questione invece del sostituto del medico competente, anche qui poi chi ci segue ha iniziato a pensare ad aspetti pratici. Prima citavate la possibilità che il medico competente sia addirittura incapace di intendere e volere nel momento in cui ha questi gravi impedimenti e quindi nemmeno sia in grado di dare un'indicazione del suo sostituto. E qualcuno suggerisce, ma allora perché già quando io assegno l'incarico al medico lui non mi indica un sostituto che possa entrare, diciamo, in campo nel momento in cui lui è fuori gioco? Intanto perché c'è un problema di requisiti, potrebbe cambiare, come dire faccio un testamento oggi, però dopo 20 anni ho cambiato idea, sono cambiati i requisiti, sono cambiate le condizioni di legge, quindi potrei non avere, come dire, indicato un sostituto al momento del mio incarico degno di essere mio sostituto al momento in cui si verifica l'impedimento. Questo è un primo tema, no? Secondo tema è che è sempre, diciamo, una scelta fiduciaria, quindi io proprio vorrei che, questa è una mia invocazione al legislatore, che modificasse questo passaggio in cui è il sostituto che viene indicato dal medico impedito, perché per qualsiasi motivo sia impedito, è importante che sia il datore di lavoro a nominare la persona che lo sostituisce, sia che sia in condizione di indicarlo, sia che non sia in condizione di indicarlo, il medico competente impedito. E questo, ripeto, è un tema molto delicato, soprattutto se pensiamo che, facciamo un esempio a cui il legislatore non ha pensato, il medico coordinatore che dovesse risultare impedito e che comunica un suo sostituto, che dovrebbe coordinare degli altri medici di cui non conosce neanche le presenze, le storie, le vicende personali. Cioè, fai fatica anche a svolgere una funzione di medico coordinatore se non avevi già sotto di te una squadra che aveva collaudato e corroborato attraverso il tempo nelle esperienze di coordinamento. Questo è molto grave se pensiamo che viene nominato un coordinatore sostituto dal medico coordinatore, impedito. Sono scettico su questa possibilità, molto perplesso. In ogni caso, scusami, il medico, il datore di lavoro, cioè nel momento che si trova nominato un sostituto, potrebbe dire non lo voglio, giusto? Sì, mi nomino un altro medico competente. Certo, sì, allora torniamo al punto di partenza, era meglio fare direttamente la scelta. Sì, questo è vero, sono d'accordo a questo punto. Anche per ragioni di natura contrattuale, economica, oltre che per ragioni di responsabilità e di impegno formale, insomma, credo che sia anche quello un elemento di correttezza nei confronti del partner che è il datore di lavoro e l'azienda. Sì, in effetti, così come è formulata, sembra che abbiano dato in capo al medico competente l'onere di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria, quando di fatto in realtà è un obbligo in capo al datore di lavoro quello di trovare qualcuno che faccia la sorveglianza sanitaria, ossia un medico. Qualcuno di sua fiducia, tra l'altro, non è che c'è esatto, la scelta, la possibilità di scegliere. Quindi anche prima che ci fosse questa previsione di legge, è chiaro che nel momento in cui il medico competente fosse impedito nel svolgere la sua funzione, il datore di lavoro avrebbe dovuto intervenire nominando un altro medico competente. Sì, esatto, infatti questo è quello che io dicevo da sempre, cioè così come l'RSVP, anche il medico competente, prolungati da una malattia, assenti dal luogo di lavoro, assenti dall'impossibilità di esercitare le funzioni, devono essere sostituiti da un supplente temporaneo o da un nuovo soggetto che definitivamente occupi la loro poltrona. Certo, quindi diciamo che questa è una novità normativa che forse fa
più confusione che altro. Cioè serve a dire sostanzialmente bisogna dare continuità alla sorveglianza sanitaria, ma questo lo sapevamo già prima. Certo. È un ulteriore elemento per dire mi raccomando, se avete il medico in maternità, se avete il medico sotto cura oncologica, sostituitelo con un altro medico, ma mi sembra quasi, come dire, ridondante come previsione, dovrebbe essere già nell'in sé delle cose. Certo. Ecco, poi relativamente alla formazione c'è una domanda che chiede, ma sulla conformità della formazione potrebbe essere contestata la mancata comunicazione agli enti bilaterali? Credo che questo sia Questo non lo so. Non lo sa nessuno in questo momento. Esatto. Confesso la mia ignoranza. In questo momento non siamo in grado di dirlo perché non è espressamente previsto che la mancata comunicazione annulli, diciamo, sostanzialmente la formazione svolta. Quindi direi che rimandiamo questa domanda a quando ci sarà una risposta a livello normativo legislativo. Certo. In questo momento sappiamo che questa comunicazione non è nemmeno sanzionata, quindi insomma, io sospendo qualsiasi giudizio e mi pare di capire anche voi due. D'accordo. Andando avanti con le ulteriori domande, vediamo un po'. Vedo delle domande sulle attrezzature di lavoro. Sì, ma anche quella sul datore di lavoro secondo me è interessante ritornare un attimo sull'argomento, perché molti hanno interpretato il fatto che il datore di lavoro debba insomma autonomamente come dire, organizzare la sua formazione, come dire, vabbè, allora lui se l'autocertifica, ma non è questo assolutamente la chiave di lettura. È esattamente vero il contrario, anche perché è un assurdo che una persona che non può dimostrare di essere formata dica io sono formato. Certo. Così come è assurdo che uno che non è formato possa farsi la formazione in autonomia. Quindi assolutamente. È evidente che non è questo il modo corretto di rispondere a questa previsione di legge, per cui il datore di lavoro a tutti gli effetti è soggetto ad una formazione con gli stessi criteri prevista per i lavoratori, quindi dovrà andare da qualcuno che ha le competenze e le qualifiche per formarli. Ecco, qui c'è una domanda in merito al fatto, siccome questo riguarda quelle attrezzature cioè riguarda solo alcune tipologie di attrezzature, sempre il dubbio, ma questo riguarda in generale, di che attrezzature si sta parlando. E allora, quali sono queste attrezzature particolari? Quindi non parliamo delle attrezzature per cui occorre l'abilitazione, perché chiaramente su questo non c'è ombra di dubbio. Queste attrezzature, effettivamente non c'è una definizione chiara nel decreto 81, esatto. Sono quelle attrezzature che richiedono conoscenze particolari e quant'altro. La personale opinione che io do, ma questa è una mia opinione, non so se anche gli altri relatori sono d'accordo, sono quelle attrezzature evidentemente che se tu non la sai usare correttamente c'è un rischio di farsi molto male, voglio dire, sostanzialmente, in maniera proprio di parole povere, voglio dire. Quindi parliamo di un'immensità di attrezzature. Ok, sono tante queste attrezzature dove c'è il rischio di subire. Qui vedevo certe domande, chiedevano ad esempio un tornio, ad esempio un trapano. La risposta è affermativa. Il trapano a colonna, secondo la giurisprudenza, è un'attrezzatura particolare che richiede una formazione. Infatti, perché sono tutti, anche se perché il carrello lavatore ha già la sua formazione, ma per esempio un traspallet, voglio dire, giusto? Sono tutte attrezzature particolari, quindi effettivamente il numero delle attrezzature comincia a essere innumerevole in un'azienda, voglio dire, per quale occorre fare formazione e addestramento. Teniamo conto, tra l'altro, che adesso ci stiamo ponendo il problema di capire quali sono queste attrezzature, ma dovevamo porcelo anche prima. Esatto. Quanto adesso è previsto per il datore di lavoro, diciamo da sempre, da quando è pubblicato il decreto 81, in realtà anche da 626 è previsto per i lavoratori. Certo. Ecco, una cosa volevo precisare, perché vedo delle altre domande in qualche modo collegate a questo tema. Attenzione che la formazione prevista per il datore di lavoro, che verrà normata dall'accordo che sarà pubblicato quando lo pubblicheranno, è qualcosa di diverso da quello di cui stiamo parlando adesso. Certo. Cioè oggi il datore di lavoro che usa il trapano a colonna, visto che abbiamo convenuto che il trapano a colonna è una delle attrezzature che richiedono, diciamo, competenze particolari, deve avere una formazione, un addestramento specifico. Ma in questo momento nessun datore di lavoro deve fare un corso di formazione sulla sicurezza, diciamo in termini generali, per il solo fatto che è datore di lavoro. Non so se sono riuscito a spiegare. Certo. Non so se l'avvocato voleva dire qualcosa. No, volevo dire questo sulla dichiarazione. Allora, mi sovviene sempre il tema della ridondanza del legislatore dove scrive la dichiarazione autocertificativa.
E giustamente uno dei nostri uditori ci dice: ma allora bisogna acquisire anche un documento di identità valido del dichiarante? Questa è la formula che esattamente riguarda le dichiarazioni alla pubblica amministrazione, cioè se io faccio una dichiarazione al comune di residenza, all'agenzia delle entrate, al tribunale o ad altri enti pubblici, allego una carta d'identità in fotocopia e dichiaro una certa cosa sotto pena di responsabilità penale per quello che dichiarassi di falso. Lo stesso schema lo si vorrebbe applicare tra privati, ma non è così, perché la legge non prevede una dichiarazione falsa resa da un privato ad un altro privato, quindi l'autocertificativa, forse come diceva Cristian Masiero, serve ad evitare la produzione di copie dei certificati di formazione avvenuta, mettiamola in questi termini per dare un'interpretazione bonaria, ma in senso strettamente legale l'autocertificazione la rivolge ad una pubblica amministrazione, non ad un privato contraente. Quindi io non produrrei una fotocopia della carta d'identità, non dice nulla di più né di meno l'autocertificazione di quello che può dire un'altra società che non sia richiesta la carta d'identità. Certo. Ecco, poi c'è una domanda che forse è opportuno riprendere perché riguarda un punto sviluppato dall'avvocato Rizzardi relativo alla consultazione sulla valutazione dei rischi, perché forse non è stato chiaro in quel passaggio. Sì. Giustamente chi ci ascolta dice: ma come? La valutazione dei rischi è soggetta a consultazione, l'RLS viene consultato in merito alla valutazione dei rischi e certamente non è un qualcosa che viene nascosto ai lavoratori, certo che no, perché i lavoratori devono essere a conoscenza dei rischi e quindi anche della valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro. Però prima l'avvocato Rizzardi probabilmente ha fatto capire che la valutazione dei rischi va, diciamo così, mostrata ai lavoratori solo quando c'è la sorveglianza sanitaria. Probabilmente è stato un ragionamento... Mi sono espresso male, chiedo scusa. Cioè, il documento di valutazione dei rischi sostanzialmente non deve essere ostentato a tutti i lavoratori, a tutti coloro che ce ne chiedono copia, perché tra l'altro c'è anche un diritto alla riservatezza del datore di lavoro rispetto alla valutazione compiuta sui rischi. E questo lo dice anche il Consiglio di Stato in recenti sentenze. Quindi il tema è che l'RLS può consultare, ha tutto il diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi. Nelle grandi aziende forse non è così frequente che l'RLS sia in grado di trasfondere tutti i dati del documento di valutazione dei rischi ai suoi colleghi di lavoro. Quindi in questo senso non c'è un accesso diretto al DVR da parte del singolo lavoratore. E in questo senso, secondo me, la sorveglianza sanitaria che viene introdotta come specifica valutazione dal datore di lavoro nel nuovo DVR dovrebbe essere motivata in via rafforzata e pubblicizzata come specifica sezione del DVR verso tutte le maestranze che dovessero essere sottoposte a nuova sorveglianza sanitaria. Cioè, come dire, ho fatto una valutazione più approfondita, ho consultato un medico che mi ha dato delle indicazioni di valutare anche l'estensione della sorveglianza sanitaria, l'ho inserita nel DVR e quindi ve la faccio fare a voi lavoratori con questi crismi, con questo motivo, con questa finalità. E allora diventa un obbligo per il lavoratore assoggettarsi alla sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore la contestasse può farlo, ma può farlo nei limiti in cui si va a scontrare col datore di lavoro su questioni relative alla valutazione dei rischi, che non mi sembra una soluzione, come dire, molto intelligente, perché il datore di lavoro tendenzialmente sta dalla parte non solo sua, ma del lavoratore quando va a valutare i rischi per dire devono essere fatte queste sorveglianze sanitarie, non per lo sfizio di scoprire se uno ha il colesterolo alto o la pressione bassa, ma per sapere se può fare o non può fare una certa mansione. Certo, pesco l'ultima domanda perché stiamo sforando rispetto ai tempi che ci eravamo dati. Ce ne sono ancora tantissime, come di consueto, insomma, cercheremo di rispondere a tutte nei prossimi giorni. Ecco, ce n'è una relativa alla valutazione dei rischi per l'alternanza scuola-lavoro, tra l'altro argomento che abbiamo trattato anche in uno specifico seminario fatto qualche mese fa. E qui si chiede sostanzialmente cosa dovrebbe contenere questa valutazione dei rischi fatta per gli studenti in alternanza scuola-lavoro. Quindi, in effetti, la domanda che probabilmente si sta facendo è: ma è un lavoratore come tutti gli altri, cosa cambia? Sì, no? provo ad abbozzare una ipotesi di risposta, mi rendo conto che siamo ancora molto nel vago e molto nell'indefinito. Però, per esempio, io che sono il titolare di un'azienda con molti reparti produttivi, con molte linee produttive, potrei decidere che il lavoratore studente venga adibito solo ad una parte di queste attività o di queste linee produttive, solo ad uno specifico mezzo o macchinario. Allora a quel punto devo concentrare sul fatto che quel lavoratore studente si occupi solo di quel tipo di produzione o di quel particolare processo produttivo e non di tutto il resto, quindi concentrare il rischio per il lavoratore studente su quello specifico ambito, reparto o macchina. E questo serve a precisarlo, cioè a perimetrare il luogo in cui può muoversi il lavoratore studente. Questo lo vedo come elemento non di innovazione nella valutazione dei rischi, ma di precisazione del contesto in cui va a lavorare lo studente lavoratore.
Questo sicuramente è un elemento da considerare, ovvero che lo studente, il lavoratore, è molto improbabile che svolga completamente una mansione già svolta da altri lavoratori, anzi è quasi sicuro che non avverrà questo. Certo. Aggiungo che poi non dobbiamo dimenticare che lo studente costituisce un soggetto che sicuramente rispetto a un lavoratore ha una minore esperienza, ovviamente in ambito lavorativo, ha un'età diversa, e ricordo che lo stesso decreto 81 dice che la valutazione dei rischi va fatta anche in funzione dell'età e delle caratteristiche poi effettivamente del singolo soggetto, comunque raggruppati. Per cui, quindi anche tra le misure di prevenzione potrei dire per iscritto che ci deve essere sempre un preposto che sorveglia il soggetto che fa deve essere... È banale dirlo, però è giusto scriverselo. E c'è, perché si chiama tutor, voglio dire, ed è previsto poi nella convenzione. Sì, ma magari puoi decidere di estendere questa sorveglianza certo. tutor anche ad un altro soggetto, ad avere anche dei riferimenti per lo studente nel caso in cui il tutor si assenti per 5 minuti, cioè trovare tutte quelle formule di tutela massima dello studente che si occupi di uno stage dell'alternanza scuola-lavoro. Esatto, quindi va valutato correttamente ciò che andrà a fare specificatamente lo studente. In più va valutato considerando la peculiarità dello studente, in quanto è persona giovane, persona inesperta, persona che non conosce molto probabilmente i rischi presenti in quell'ambiente di lavoro. Quindi è un neoassunto all'ennesima potenza sostanzialmente, perché è un neoassunto che non ha, diciamo, un bagaglio in quel momento di esperienza e probabilmente anche culturale da consentire, diciamo, una valutazione dei rischi paragonabile a quella di un lavoratore più, tra virgolette, anziano ed esperto. E se il per cui vanno elevati i livelli di tutela nei suoi confronti, ad esempio attraverso un costante controllo da parte di un esperto, quindi un affiancamento costante. Il professore coordinatore del progetto Alternanza Scuola-Lavoro non ha l'obbligo di entrare nel merito di questa valutazione, ma deve accertarsi che sia stata fatta. Esatto. Questo risponde anche lui di eventuali incidenti Esattamente. al lavoratore studente presso il datore di lavoro. Sì, l'istituto deve verificare che sia stata fatta questa valutazione di rischi, se no non può mandare il ragazzo. Esatto. Assolutamente. Essere legata alla convenzione, diventare patrimonio comune condiviso tra scuola e datore di lavoro. Esatto. Questo poi erano tutti i concetti che appunto avevamo già espresso nell'altro seminario che avevamo fatto. Va bene, allora io direi che ci fermiamo qui. Come avete visto, appunto, le modifiche sono diverse, aprono, diciamo, anche nuovi scenari. Sicuramente ci auguriamo, ci sono diciamo delle zone un po' d'ombra, ci auguriamo che nella conversione in legge, che a questo punto ci sarà tra un mese circa, vengano corrette e chiarite, diciamo, questi punti un po' più oscuri. E vi lascio dandovi una così, informazione, diciamo, anche di servizio, ma in realtà è un'opportunità che prima non è stata, diciamo, detta dal presidente Antonio Malvestuto, ovvero che AISIL consente di iscriversi con uno sconto del 20% a tutti quanti i partecipanti a seminari patrocinati dallo stesso AISIL. Quindi se siete interessati ad iscrivervi all'associazione e avete partecipato a questo seminario, lo potete fare con condizioni agevolate. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio i nostri relatori. Mi è piaciuto molto questo nuovo format, devo farvi i complimenti, siete stati coinvolgenti nel passarvi, diciamo, la parola. E a questo punto a chi ha partecipato non do appuntamento al prossimo seminario, visto che è la seconda edizione di questo, a meno che non voglia venire a sentire se diciamo le stesse cose. No, a meno che non ci sia stata la legge di conversione. O a meno che non ci sia stata, esatto, bravissimo, la legge di conversione nel frattempo, per cui può darsi che diremo qualcosa di diverso, ma non perché abbiamo cambiato idea, oddio, quello potrebbe anche succedere, ma è più improbabile, ma perché probabilmente il legislatore ha cambiato la forma, diciamo, della legge. Detto questo, saluto tutti i partecipanti, saluto i relatori e vi auguro un buon proseguimento. Buona serata. Grazie, buona serata. Buona serata.